Come 5 anni fa, o quasi, 4 in corsa a Paese per la carica di sindaco. Sarà di nuovo sfida tra Francesco Pietrobon, l'uscente alla guida di Lega Nord, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Cittadini per Pietrobon, e Valerio Mardegan, il suo predecessore alla testa di Partito Democratico con Voi al Centro e Paese Vivo. Ci sarà nuovamente il Movimento 5 Stelle, ma questa volta con Sara Tozzato, mentre la portacolori di allora, Francesca Brotto, adesso si presenta con Uniti per Cambiare. Il nostro slogan è il nome della lista, Uniti per Cambiare, Francesca Brotto sindaca. Per un paese a misura d'uomo. La scelta giusta. Ci sembrava naturale questa frase per dare continuità all'azione amministrativa che noi abbiamo fatto in questi 5 anni. Io voglio un paese più. Nel mio caso è partecipe, però ognuno dei ragazzi ha potuto dire la sua, connesso, sostenibile, smart. Riduzione degli sprechi, promozione del lavoro e difesa dell'ambiente sono le priorità trasversali. L'Unione dei Comuni, i GAL, ovvero i gruppi di azione locale, e la ristrutturazione degli immobili esistenti per creare lavoro per le aziende locali. Le priorità sono sicuramente il lavoro, quindi il problema della disoccupazione, il problema del sociale e il problema ambientale. Il lavoro, il sociale, le continuazioni sulle piste ciclabili e il recupero delle cave dismesse. Entrare, aprire porte e finestre e portare aria nuova all'interno dell'amministrazione comunale. Connettività, partecipazione per tutti i cittadini. Per tutti una forte motivazione a vincere. Ho deciso di candidarmi perché i cittadini hanno bisogno di cambiamento. Ho deciso di candidarmi perché penso che sia necessario un cambiamento netto nella politica di questo comune. Per dare risposte sempre concrete alle esigenze dei miei concittadini. Io voglio un paese più, nel mio caso partecipe, queste sono le motivazioni per cui io sono entrata in politica.